bentrovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Oggi cerchiamo di focalizzarci su due questioni fondamentalmente, questioni economiche, dalla tassa sulla casa che diventerà local tax, alla questione delle bollette, alla riforma del catasto, al peso dell'IMU e della Tasi che tutti dovremo pagare, ma in particolare anche il peso sulle attività produttive che a parole si dice di voler rilanciare. Insomma, l'economia, un capitolo abbastanza denso questa mattina, e poi la questione messa in primo piano oggi dal Sole 24 Ore con ampi riflessi di cronaca, per la verità, la questione sicurezza e i dati del Ministero dell'Interno sulla classifica dei reati nelle diverse province e città d'Italia, a quale si legano anche altri fatti di cronaca, come ben sappiamo, ma un orecchio lo teniamo anche, un occhio anzi, dalla regia alla 7, dove a partire dalle 11 è prevista la partecipazione del candidato leghista e del centrodestra alla guida della presidenza della regione Romagna, della regione Emilia-Romagna, ovvero la presenza di Alan Fabbri. Siccome si è parlato molto poco di questa campagna elettorale, noi teniamo l'occhio e l'orecchio, diciamo, alla trasmissione per proporvi magari in diretta alcuni passaggi della discussione, e ne parleremo in settimana naturalmente di questa campagna elettorale. Continueremo a seguire la campagna elettorale di Alan Fabbri, che è praticamente circondata, come tutta la campagna elettorale per le elezioni in Emilia-Romagna, dal pressoché totale silenzio. Intanto però la prima pagina dell'agenzia ANSA di questo momento, che si apre ancora sull'emergenza maltempo. Piove, torna la paura a nord, scrive l'ANSA, e in Liguria arrivano Gabrielli, il capo della protezione civile, e il sottosegretario Del Rio. A Milano ancora disagi sulle linee della metropolitana e nei sottopassi. La pioggia non dà tregua. La settimana si apre con l'arrivo dalla Francia di una nuova perturbazione che porta oggi forti precipitazioni al centro-nord, a dirlo gli esperti del centro Epson Meteo, che nel dettaglio precisano il quadro meteorologico di oggi: tempo in peggioramento con piogge in mattinata nelle regioni di nord-ovest e Toscana. Una cella temporalesca si è attivata su Genova stamattina e si sta spostando verso il Levante ligure. Il capo della protezione civile Franco Gabrielli e il sottosegretario Graziano Del Rio a Genova stanno incontrando stamani le istituzioni regionali e comunali e i sindaci dei comuni colpiti dalle alluvioni. Intanto sono riprese le ricerche dell'anziano ancora disperso a Mignanego. Il maltempo sarà in estensione nel pomeriggio al resto del nord, al Lazio, all'Umbria del nord, alle Marche e alla Sardegna. In serata peggiora anche in Abruzzo e nel nord della Campania. Secondo le previsioni, le zone a rischio piogge forti saranno nell'ordine la Liguria centro-orientale, l'Alto Piemonte, la Lombardia, le regioni di nord-est e le regioni centrali tirreniche. La pioggia non dà tregua neanche in Piemonte, e torna la paura tra le province più colpite, quelle di Biella, dove è alto il rischio frane, e quella di Verbania, con i laghi Maggiore e Orta sorvegliati speciali. In provincia di Alessandria si lavora per riaprire le strade e far rientrare gli allagamenti, attesi anche qui in mattinata il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Del Rio e il capo della protezione civile Gabrielli. Preoccupazione anche a Milano e in tutta la Lombardia. L'allerta idrogeologica è elevata e si concentra nelle province di Lecco, Sondrio, Como e Varese. A Milano, oltre ai disagi nelle linee metropolitane e alla chiusura di alcuni tratti di strada e sottopassi, si teme ancora per i possibili estesi allagamenti che potrebbero verificarsi se il fiume Lambro, in queste ore sorvegliato speciale, uscirà nuovamente dagli argini. Problemi gravi si sono verificati anche in provincia di Varese, con 2 vittime nel Bresciano e nel Bergamasco. A Pavia, mentre nel Cremonese e nel Mantovano sta scorrendo in queste ore la Piena del Po. I quantitativi di pioggia più consistenti si accumuleranno su Alta Lombardia, Prealpi di Nord-Est, Liguria centro-orientale da Genova verso La Spezia e Alta Toscana. In quota, avvertono gli esperti, nevicate sul settore alpino centro-occidentale tra 1000 e 1200 metri, su quello orientale tra 1200 e 1400. Neve anche sull'Appennino settentrionale da 1300 metri. Nella notte tendenza al miglioramento sulle regioni di nord-ovest, in Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna. I fenomeni in estensione invece al Molise, al sud della Campania, all'ovest della Sicilia. Le zone critiche: Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Alta Campania. Venti meridionali da moderati a forti sui mari di ponente, temperature in calo al nord e nell'Alta Toscana. Martedì la coda della perturbazione porterà piogge isolate al sud, con tendenza però a un rapido miglioramento nel pomeriggio, e da mercoledì torna l'alta pressione che garantirà più giorni di una fase di bel tempo stabile su tutta l'Italia. Così
L'agenzia ANSA in apertura. La seconda notizia messa in primo piano dall'ANSA è il crollo del prodotto interno lordo giapponese. Torna lo spettro della recessione in Giappone. La crescita giapponese, contrariamente alle attese, delude a luglio-settembre, meno 0,4%, è recessione tecnica in Giappone. Mentre sulla questione dell'Ucraina, l'ANSA rilancia la presa di posizione del presidente Putin. L'Ucraina ha bisogno di una federalizzazione, ha detto il leader del Cremlino in un'intervista alla TV tedesca ARD, di cui le agenzie russe hanno diffuso alcuni stralci. Non capisco la contrarietà di alcune forze politiche in Ucraina a sentir parlare della possibilità di un assetto federale, di una federalizzazione dell'Ucraina, ha detto Putin, che ritiene l'assetto federale un modo per consentire alla gente che vive in questi territori di sentirli come la loro patria, a prescindere dalla lingua che parlano. E sempre in primo piano sull'agenzia ANSA di stamani il pressing della ministra Boschi sul Jobs Act. Ora servono tempi certi, dice la ministra per le riforme, che chiede il via libera al Parlamento sul Jobs Act, la riforma del lavoro. Ai cronisti risponde: ancora è prematuro sulla questione di fiducia sul provvedimento, bisogna prima terminare il lavoro in commissione e vedere quanti emendamenti saranno presentati per l'Aula. Se metteremo la fiducia lo decideremo solo nei prossimi giorni. Sicuramente bisogna chiudere in tempi certi. La ministra Boschi si è soffermata anche sulla legge elettorale, su diversi punti c'è l'intesa anche con Forza Italia e su altri profili, come sempre accade, meno centrali, discuteremo in Parlamento e troveremo l'accordo in Parlamento, ha detto la ministra delle riforme. E ancora nella prima pagina dell'agenzia ANSA, rapito un generale, la Colombia sospende i colloqui con le FARC, Bogotà ha fermato i negoziati di pace con la guerriglia marxista in corso da 2 anni, dopo il rapimento di un generale dell'esercito nell'ovest del paese. Questi i principali titoli di prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Intanto, per quanto concerne i disastri del tempo in Liguria, il Secolo XIX di oggi fa una mappa dei disastri e delle conseguenze del maltempo lungo la città di Genova e le valli dell'entroterra, dal ponente cittadino Voltri, dove la furia del Cerusa ha isolato 180 famiglie, fino al centro città, passando per la Val Polcevera, messa in ginocchio dai violenti nubifragi dei giorni scorsi, e le località e le frazioni isolate, arrivando fino a Busalla, colpita dall'esondazione del torrente Migliarese che ha ricoperto di fango l'intero centro del paese. Tutte le ferite dopo la tempesta, il lungo viaggio dove l'acqua ha portato distruzione e disperazione, torrenti esondati, frane, smottamenti, strade distrutte, case isolate, abitanti e volontari si rimboccano le maniche. Il cardinal Bagnasco a Pontedecimo dice: presto chiamerò anche il Papa. Disperazione, registra il quotidiano genovese, disperazione dei cittadini, ci restano le pale, non abbiamo altro, non possiamo concederci altro. Circola la cifra di 1 miliardo come stima provvisoria dei danni soltanto in Liguria. In Val Cerusa, in via Labrigna, isolate centinaia di persone, Sambuco irraggiungibile, a Pra e Valvarenna, San Carlo di Cese, il campo sportivo trascinato via dall'onda d'acqua, in Val Polcevera esondato anche il rio Ruscarolo, invase dal fango diverse strade, a Bolzaneto osservato speciale resta il deposito della Columbia Lubrificanti. Continuano i lavori in località Geo per liberare la strada provinciale dalle frane cadute dalla collina. La preoccupazione maggiore sono le nuove piogge di oggi in tutta la Liguria, e c'è il dettaglio del quotidiano genovese appunto su tutte le zone colpite, da Ceranesi, Gaiazza, dove continua il calvario per 8 famiglie ancora fuori casa, a Pontedecimo tutti al lavoro per recuperare auto e negozi danneggiati, a Busalla dove è ancora interrotta la rete del gas, e anche a Montoggio, Casella e Savignone. In Val Bisagno tombini tappati, box scantinati che restano allagati, le ditte sono già all'opera. E infine in Valle Sturla la mareggiata che ha abbattuto gli argini a difesa della costa per l'ennesima volta. Ma anche in Basso Piemonte la situazione è molto pesante. Nella provincia di Alessandria ricomincia la conta dei danni, maltempo, frane, nuovi evacuati, ovunque strade interrotte, abitazioni a rischio, volontari e protezione civile sono al lavoro. Situazione difficile nell'Obadese, chiusa al traffico la Ovada Gavi, traffico in tilt, impercorribile anche la provinciale del Turchino. Parodi Ligure diviso in 2 per uno smottamento, ma anche nella provincia di Bergamo si sono registrati non pochi episodi di danni causati dal maltempo. Poi vediamo gli aggiornamenti eventualmente dall'agenzia ANSA. Intanto però apriamo 2 capitoli, i 2 capitoli principali della mattinata di oggi, fermo restando che tra poco poi teniamo d'occhio appunto la 7, dove
c'è l'occasione di seguire uno dei pochi dibattiti televisivi dedicati alle elezioni in Emilia-Romagna, con la presenza del candidato di Lega e Centrodestra e sindaco leghista di Bondeno, Alan Fabbri. Intanto però, a proposito delle cronache di queste settimane, con occupazioni abusive di case, specialmente nella zona di Milano, pare che si sia scoperto questa che è una prassi in realtà in vigore da tempo, la situazione di Roma. Più in generale i dati sulla criminalità ce li fornisce il quotidiano Il Sole 24 Ore di oggi, che riprende peraltro i numeri forniti dal Ministero dell'Interno, che dicono nel loro complesso che sono cresciuti del 2,6% i reati denunciati dai cittadini italiani nel 2013, ma ci sono incrementi molto marcati per i furti in casa, cioè per il numero di delitti denunciati nel 2013. Il numero di delitti relativi a furti in casa è aumentato del 6% rispetto al 2012. I borseggi denunciati sono stati il 12% in più. Milano, Rimini e Bologna, ma anche Torino subito dietro, sono le province con la maggiore incidenza di denunce rispetto alla popolazione residente. A Milano nel 2013 sono stati denunciati 265.000 reati, un numero impressionante di reati al giorno. E peraltro Milano è quella per incidenza che ha più numero di reati denunciati in assoluto in Italia, anche rispetto a Roma. Roma, per la popolazione che ha un minor numero totale di reati, cioè un numero leggermente superiore di reati totali denunciati nel 2013, 276.000 contro i 265.000 di Milano, ma l'incidenza su 100.000 abitanti è molto inferiore a quella del capoluogo lombardo. Le prime 4 province per numero di delitti denunciati nel 2013 sono appunto Milano, poi subito dietro Rimini, Bologna, Torino, al quinto posto Roma, poi Ravenna, Genova, Firenze, Savona e Prato. Le peggiori province per numero di reati denunciati e di delitti denunciati sono le province sostanzialmente del centro-nord, del nord. Le migliori, tra virgolette, sono Benevento, Matera, Oristano, Enna, Avellino, Crotone, e poi Belluno, Potenza, Pordenone e Frosinone. Tra le migliori 10, quelle cioè dove il numero dei reati denunciati ogni 100.000 abitanti è più basso, le uniche 2 del nord sono Belluno e Pordenone. Benevento e Matera sono le prime 2 province, le migliori, diciamo così, se così si può dire, in questa classifica dei reati. Il dettaglio lo trovate oggi sul Sole 24 Ore a pagina 2 e a pagina 3. I reati denunciati aumentano. Milano, Rimini e Bologna al top per pressione del crimine rispetto alla popolazione. Per quanto concerne gli omicidi volontari, secondo i numeri del Ministero dell'Interno, sono scesi ai livelli più bassi degli ultimi anni. Nel 2013, se si escludono 366 vittime del naufragio di Lampedusa, classificate sotto la voce omicidi, sono stati 502 gli omicidi, in calo del 5% rispetto al 2012. Gli arrestati o denunciati per il reato di omicidio sono saliti però del 10%. Meno auto rubate, secondo quel che risulta al Viminale, diminuito il numero di autovetture rubate, circa 123.000 nel 2013, mentre sono scese sotto i 2009 le persone denunciate per questo tipo di reato. Tre grandi province da sole, Roma, Milano e Napoli, pesano per quasi un quarto sul totale dei reati denunciati nel 2013, 678.000 su 2.900.000 reati denunciati in tutta Italia. In tutte queste province l'incremento nel 2013 rispetto al 2012 dei reati si è mantenuto nella media. L'aumento di reati denunciati nel 2013 è stato però a 2 cifre, per esempio a Trieste, denunciati il 20% di reati in più, Asti e Piacenza più 16%, Lecco più 13%, Verbania, Como e Ascoli Piceno più 10%. Sono i consuntivi territoriali sui reati nel 2013. Sono quasi 2.900.000 i delitti denunciati nel 2013, in crescita del 2,6% totale rispetto al 2012. Anche se le situazioni sono molto diverse per reato, per tipo di reato e da provincia a provincia. Questo però è la prima fotografia che emerge dall'elaborazione dei dati forniti al Sole 24 Ore dal Ministero dell'Interno. Al Ministero dell'Interno fanno notare che è aumentato anche il numero delle persone denunciate o arrestate da 935.000 del 2012 a 980.000, quasi 1 milione, nello scorso anno. Un indice, secondo il Ministero guidato da Alfano, del successo dell'azione di contrasto. Può essere interpretato positivamente, scrive oggi il Sole 24 Ore,
anche l'aumento delle denunce relative ad alcuni reati, ad esempio le estorsioni, più 6% di denunce, o le truffe e frodi informatiche, più 20%. Si tratta di reati in parte alimentati dall'attuale clima di congiuntura economica negativa e anche dalla maggior diffusione delle tecnologie digitali per quanto riguarda le frodi informatiche. Ma il Ministero dell'Interno sottolinea il fatto che ora più frequentemente questi reati vengono denunciati, il che può essere considerato sintomo di maggior consapevolezza del crimine da parte delle vittime e di una fiducia nella tutela pubblica, dice il Ministero dell'Interno. Un altro dato che potrebbe allarmare è però quello relativo ai delitti volontari consumati. Nonostante i fatti che sempre più spesso affollano le cronache quotidiane, il numero da anni è fermo intorno a quota 500-530 omicidi all'anno. L'incremento del 64% segnalato per il 2013, che ha portato il totale a 868 omicidi, è dovuto al fatto che il Ministero dell'Interno conteggia anche 366 vittime del naufragio di migranti a Lampedusa dell'ottobre 2013. Quanto al trend delle altre categorie di reati, le rapine come numero 44.000 in tutto e i totali dicono la loro, 44.000 rapine in 365 giorni, si mantengono in linea con l'incremento medio, più 2,6%, crescono ogni anno le denunce per rapina, mentre crescono di oltre il 10% gli autori arrestati o denunciati. Per due tipologie si ha un andamento stazionario, gli scippi circa 20.000 dopo il forte incremento del 2012 e i furti d'auto che invece decrescono, mentre sono aumentati del 12% i borseggi, 166.000 borseggi nel 2013, del 6% aumentano anche i furti di case, nelle case, a quota 251.000 e anche questi sono in crescita dopo il più 16% del 2012. Per quanto riguarda il dato territoriale, Milano e Rimini sono le province che subiscono la più alta pressione criminale. Mentre Milano, dopo Roma, ha il record per volume totale di denunce, Rimini si limita a 27.000 e deve il secondo posto nella classifica dei reati totali 2013 per provincia alla vocazione turistica, che è anche fonte di occasioni criminose. Le province dove invece i reati denunciati in rapporto ai residenti sono a livello più basso sono tutte al sud, scrive il Sole 24 Ore di oggi: Benevento, Matera, Oristano ed Enna. Analizzando poi le tipologie di reato, nelle rapine si mette in evidenza Napoli, che ha anche il record per volume totale di rapine, 8.415 denunce. Napoli surclassa nettamente Milano e Roma per rapine. Meno presi di mira gli abitanti di centri come Belluno, Potenza, Sondrio, Aosta, cioè centri piuttosto piccoli. Quanto alla sicurezza in casa, spicca il dato di Asti. Quasi 1.000 furti in casa ogni 100.000 abitanti, il doppio della media nazionale italiana, e un aumento del 44% di furti in casa nella provincia di Asti. Analoga forte crescita di furti in casa anche a Lodi e a Sondrio. Sonni più tranquilli invece per chi abita nelle case di Crotone, Potenza, Napoli e Campobasso. Nei borseggi primeggia ancora Rimini, seguita dalle province più grandi e con un buon tenore di vita come Bologna, Torino, Milano, Venezia e Roma, e infine le truffe e frodi informatiche. Qui i triestini sono i più colpiti, seguiti dagli abitanti di Savona e Napoli, mentre nelle nuove province di Monza, Brianza, Fermo e Bari Andria sembrano essere meno propensi a cadere in trappola, ma l'incremento è a due cifre su quasi tutto il territorio. Questo per quanto riguarda i reati. Poi c'è la tabella dei reati totali 2013 e la suddivisione per furti in casa. Qui a guidare purtroppo la classifica è nettamente Asti, al secondo posto Pavia, al terzo posto per furti in casa Torino, al quarto posto Ravenna, al quinto Forlì, poi Lucca, Monza, Brianza, Lecco, Milano, Alessandria. Questa è la top 10, per così dire, dei poco invidiabili primatisti dei furti in casa per provincia. Poi vengono subito dopo Como, La Spezia, Piacenza, Massa Carrara, Bergamo, Firenze, Rimini, Bologna, Terni e Venezia. Insomma, al nord i furti in casa imperversano. I borseggi, Rimini, Bologna e Milano sono al primo, secondo e terzo posto, al subito dopo Torino, Venezia, Roma, Genova, Firenze, Trieste e Savona. E poi ancora Prato, Pisa, Lucca, Ravenna, Padova, Piacenza, Parma, Imperia, Bolzano, Modena. Anche qui al nord
e alla classifica vede il Nord in testa per borseggi. Per le rapine invece nettamente al comando Napoli, seguita però da Milano e poi Catania, Palermo, Prato, Bari, Caserta, Torino, Rimini e Bologna nella top 10, per così dire, questa poco invidiabile classifica. Hai capito? Padania libera. A proposito di reati, per i reati cosiddetti minori, poi bisogna capirsi perché la soglia penale è di 5 anni, la soglia di pena è di 5 anni, quindi il concetto di minori sembra essere piuttosto relativo, però per i reati minori, ne abbiamo accennato stamani, la notizia la dà Il Giornale con Anna Maria Greco, sarebbe alle viste appunto un processo di depenalizzazione, tra virgolette, perché non è proprio una depenalizzazione, ma l'effetto sarebbe lo stesso, per diminuire i processi. Così che, scrive oggi Il Giornale, i ladruncoli, si fa per dire, ladruncoli ringraziano il ministro della giustizia, Orlando, ha detto che presenterà entro la fine del prossimo mese, entro fine anno, un decreto per rendere non punibili quelle che il ministro ha chiamato le infrazioni di lieve entità, come i piccoli furti. Sarebbe un escamotage per velocizzare i tempi della giustizia, il sempiterno problema italiano. Ma sarebbero anche penalizzate le vittime, che potrebbero rivalersi solo in sede civile oppure fare ricorso. Fissata una soglia di pena di 5 anni e niente sconti ai recidivi. 5 anni di pena non è poco. L'effetto sarebbe dunque quello di una depenalizzazione. Quelli che il ministro ha chiamato i reati di lieve entità, compiuti in modo occasionale, cioè non da recidivi, da criminali abituali, diventerebbero non punibili, così che tante indagini finirebbero con l'archiviazione invece di andare a processo. Lo prevede un decreto legislativo in 5 articoli che entro dicembre il ministro della giustizia, Orlando, presenterà a Palazzo Chigi, dopodiché arriverà in Parlamento secondo la delega della legge 67 sulla messa alla prova, approvata ad aprile scorso. Si stabilisce l'archiviazione per i reati cosiddetti bagatellari, cioè con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, o pecuniaria che comportino esiguità del danno o del pericolo, un'offesa di particolare tenuità e siano legati a un comportamento non abituale. Insomma, piccoli furti come quelli al supermercato o chiamate personali da telefoni di servizio o interruzioni di pubblico servizio legate a forme di protesta. La parte offesa però potrebbe far valere le sue ragioni in sede civile e entro 10 giorni potrebbe presentare opposizione motivata all'archiviazione. A questo punto sarebbe il giudice a decidere secondo la sua discrezionalità. In sostanza, dice la professoressa Antonella Marandola, ordinaria di diritto processuale penale all'Università LUM di Bari e già membro della commissione Canzio che ha preparato la riforma annunciata dal ministro Orlando, in sostanza è una sorta di depenalizzazione devoluta al giudice e non stabilita dalla legge per deflazionare il carico dei processi pendenti. Si configura come non procedibilità e attribuisce al giudice un potere discrezionale, cioè di valutazione. Si va verso un sistema in cui i processi dovranno celebrarsi solo per i fatti gravi, però bisogna capirsi perché
Se la soglia di pena è quella di 5 anni, il fatto grave diventa relativo, giudicarlo grave o meno, e comunque rimane facoltà discrezionale del giudice. Rimane il fatto che scelte di politica criminale come questa, prospettate da molti anni anche in commissioni ministeriali precedenti, creano un certo disagio non solo tra i giuristi, perché riconoscono l'incapacità del sistema di fare giustizia sempre. Di fatto, scelte di questo tipo portano a una attenuazione delle sanzioni e quindi a un minor rigore nella lotta all'illegalità. La soglia dei 5 anni, scrive anche il giornale, giustamente, sembra piuttosto alta. Rimane da capire quando un reato non è più occasionale, cioè deve essere commesso dalla stessa persona 1, 2 o 5 volte per definire il delinquente non occasionale. E poi il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale sarebbe bypassato, perché a quel punto è il magistrato che decide se procedere oppure no, se andare a giudizio oppure no, se archiviare oppure no. Non c'è contrasto, dice un altro componente della commissione, il professore ordinario di Torino di diritto penale Francesco Caprioli, ma i presupposti e i parametri devono essere tassativi. Ci sarebbe maggior trasparenza, perché piuttosto che lasciar morire le notizie di reato sugli scaffali delle procure in base alla casualità, alla discrezionalità del PM o alla priorità indicata dai vertici della procura, allora è meglio far uscire allo scoperto le scelte fatte secondo una regolamentazione precisa, dice il docente dell'Università di Torino, il professor Caprioli. A questo punto si potrebbe anche non fissare una soglia, ma lasciar decidere al giudice caso per caso. Insomma, alla fine, dice il professor Caprioli, non è neanche necessario dire che questa discrezionalità del giudice, se dire stop al processo, se fare il processo o no, deve valere solo per i reati con pena fino a 5 anni. Possiamo farla valere per tutti i reati. A questo punto meglio lasciare al giudice di decidere caso per caso, anche per i reati più gravi come il peculato, ma solo su piccole somme. Le obiezioni e le resistenze a questo annuncio del ministro di giustizia Orlando sul decreto che rende non punibili le infrazioni di lieve entità, punite con una pena fino ai 5 anni, è tutto da discutere naturalmente sulla lieve entità, ribadiamo, ma in ogni caso le obiezioni non mancano a questo proposito del governo. Ci sono obiezioni, per esempio, sulla tutela della persona offesa, sulle quali anche dall'Europa vengono forti pressioni. Ma ci sono obiezioni, e distinguo, anche sui diritti dell'indagato, che potrebbe avere interesse ad arrivare a un proscioglimento che dimostri la sua innocenza, invece di trovarsi di fronte a un'archiviazione che lasci pesanti dubbi. Però il cuore di questo discorso è che con una soglia di pena entro 5 anni sarà il giudice a decidere se mandare a processo il delinquente oppure no. Un contentino, così lo interpreta Maria Teresa Conti nel suo commento su Il Giornale, un contentino ai magistrati dopo lo schiaffo delle ferie, un colpo al cerchio, uno alla botte, prima lo schiaffo della riduzione delle ferie e adesso lo zuccherino di quella che di fatto è la depenalizzazione dei reati minori, invocata dai magistrati come panacea taglia processi e anche svuota carceri, perché è noto che evidentemente se tu depenalizzi non è più illecito e i processi miracolosamente diminuiscono, così come il numero dei carcerati. A una settimana esatta dall'assemblea straordinaria dell'Associazione Nazionale Magistrati, in cui i magistrati hanno minacciato lo sciopero contro la riforma della giustizia, dal ministro Orlando arriva puntualmente un segnale di apertura, di amicizia nei confronti dei magistrati, con un decreto che riprende un sogno di magistratura democratica, un sogno esposto un anno fa in ottica svuota carceri, quando la Corte Europea dei diritti dell'uomo bacchettò l'Italia per il sovraffollamento delle carceri italiane. Il sogno di magistratura democratica, e non solo di magistratura democratica tra i magistrati, era quello di depenalizzare i cosiddetti reati bagatellari. Staremo a vedere. Intanto su Roma il punto dell'agenzia ANSA rapidamente, e poi un articolo pubblicato sul quotidiano La Notizia. Sentiamo intanto il breve servizio dell'ANSA, sempre tenendo d'occhio la trasmissione della 7 sulle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Ospite Alan Fabbri, il candidato sindaco leghista di Mondeno, candidato del centrodestra. Gli echi della rivolta di Tor Sapienza contro gli immigrati arrivano fino al Papa, che ne ha parlato nell'Angelus, pur senza nominare il quartiere di Roma. Francesco esorta a non cedere alla tentazione dello scontro e a respingere ogni violenza, facendo appello alle istituzioni affinché si facciano carico dei problemi delle periferie.
Dall'Australia, intanto, il premier Matteo Renzi ha annunciato un piano per le zone disagiate delle città italiane a partire dal 2015. Ma il PD deve gestire la crisi della giunta di Ignazio Marino. Il sindaco non intende dimettersi e assicura che nessuno gli chiederà di azzerare la sua squadra. La comunità cristiana si impegna in modo concreto perché non ci sia scontro ma incontro, dice ancora il Papa, chiedendo di aprire anche le sale parrocchiali per il dialogo. Un appello in cui Francesco mette tutto il suo passato di parroco e vescovo molto impegnato per i barrios poveri di Buenos Aires. Ma Tor Sapienza rischia di fare scuola e la protesta si sposta ora in altri quartieri. All'Infernetto, a Roma Sud, in scena un sit-in contro l'arrivo dei rifugiati di Tor Sapienza. Casomai saranno i barrios quelli che frequentava il Papa, ma comunque poco importa, questo è il servizio dell'ANSA. A proposito di Roma però, ma quale Roma razzista? La gente è esasperata, prostituzione, spacciatori ubriachi, questo è il titolo dell'articolo firmato da Elena De Blasi per il quotidiano La Notizia, notiziagiornale.it su internet. Tor Sapienza, Tor Pignattara, Collatina e Prenestino, un comprensorio della periferia est della capitale d'Italia che vanta tanti abitanti quanti la città di Firenze. Le cifre dell'anagrafe dicono meno, ma tra rumeni, campi rom e profughi, circa il 30% della popolazione, la città di Firenze viene di gran lunga superata da questa cintura della periferia est di Roma, Tor Sapienza, Tor Pignattara, Collatina e Prenestino. A differenza di Firenze, a Tor Sapienza e zone limitrofe di turisti non se ne vedono proprio, scrive Elena Di Blasi sulla Notizia. Non c'è nulla di bello da vedere, alle 5 del pomeriggio è buio e siccome l'illuminazione stradale viene spenta, tutte le strade non sono sicure. Addirittura molte donne quando escono di casa per lavoro si mettono in tasca un coltello da cucina. Nel raggio di 2-3 chilometri di spazio ci sono 8 insediamenti, palazzoni stracolmi di profughi, di rom, di rumeni, che stanno in subaffitto nei meandri e nei sottoscala a 300 euro al mese. Per non parlare poi della prostituzione e degli spacciatori. La zona è ben conosciuta anche dalle forze dell'ordine come il triangolo dell'eroina, un business controllato dalla camorra campana che trova adepti proprio negli stranieri e terreno fertile nel degrado della zona. Una malavita che non gradisce tutta la cagnara di questi ultimi giorni che porta tanta polizia nei quartieri. La contestazione dei residenti è esplosa dopo che la misura è stata colma. Di anno in anno si sono visti riempire il quartiere di rifugiati, di campi rom e di stranieri senza lavoro. Il municipio ha sempre concesso al Comune di Roma ampia disponibilità, anche per fare cassa con gli insediamenti. In fondo è una zona vasta e di spalazzoni sfitti ce ne sono diversi, ma non si sono fatti i conti con le esigenze dei residenti che da tanta ospitalità non hanno guadagnato proprio nulla, neanche un'illuminazione stradale decente. Si fa fatica anche a vendere i nuovi immobili residenziali tipo quelli di Parco Prampolini del gruppo Caltagirone. La convivenza è andata peggiorando, gli spazi si sono ristretti, scrive ancora Elena De Blasi sul quotidiano La Notizia, a proposito di questa cintura della periferia est di Roma, da Tor Sapienza a Prenestino a Tor Pignattara a Collatina. Le culture non conciliano, i posti di lavoro scarseggiano, si sono registrati casi di molestie, furti e rapine. I rifugiati percepiscono una paghetta oltre a vitto e alloggio, pagati in parte dall'Europa, principalmente dallo Stato italiano e dal Comune di Roma. Per molti di loro l'attuale situazione è un piccolo paradiso terrestre, considerando i loro paesi di provenienza alle prese con guerre che li rendono schiavi del terrore. Ora invece mangiano, bevono, alloggiano senza spendere un soldo. Li spendono semmai per comprarsi birra, vino, liquori, spesso per ubriacarsi. In Italia lo possono fare, nei loro paesi d'origine sarebbero presi a frustate, scrive il quotidiano La Notizia. Una prima mossa potrebbe essere quella di non vendere loro alcolici, come si fa con i minorenni per le sigarette. Ma come si fa? Il fenomeno sfugge di mano, ci sono tanti rumeni che vendono casse di birra e liquori sotto banco. Gli errori del passato si pagano, la congestione delle periferie è un virus e presto contagerà gli altri quartieri. L'emulazione è il penultimo tra i mali. Peggio, c'è solo la strategia sbagliata delle istituzioni, scrive Elena De Blasi in questo commento su La Notizia. Da Roma a Milano però, oggi in cronaca cittadina de Il Giornale, trovate l'articolo di Giuliana De Vivo che parte dalle case popolari, siamo al numero 67 di via Inganni, un continuo di risse tra abitanti legali e abusivi. Via Inganni è la periferia, diciamo così, nord-ovest di Milano. L'ultima rissa, l'ultima
contrapposizione tra abitanti legali e abusivi è accaduta sabato scorso. Venerdì verso mezzanotte una famiglia egiziana entra in un appartamento della Scala D di via Inganni al 67, vuoto perché la signora che ci viveva era morta. A sigillare la porta era stata messa la classica lastra d'acciaio dopo precedenti tentativi di occupazione. I vicini sentono il rumore e l'uomo egiziano, che insieme a moglie e bambini sta occupando l'appartamento, minaccia di colpirli col piede di porco con cui sta scassinando l'ingresso. Segue un'accesa discussione e alla fine la famiglia occupante resta lì per la notte. L'indomani mattina si riprende, l'uomo è andato dai vicini e ha detto loro: dovete stare zitti e farvi gli affari vostri. Hanno ricominciato a discutere, a urlare, sono venuti alle mani, poi è arrivata la polizia. Una abitante, una signora del 67 di via Inganni a Milano, commenta: alla fine quella famiglia abusiva è ancora lì e noi siamo stufi, ogni volta arriva qualcuno a occupare, approfittando anche dell'assenza di un custode, perché lo paghiamo, dice la signora, ma da marzo scorso non c'è più. Così gli abitanti del civico 67 di via Inganni a Milano si stanno auto-organizzando, presidi in cortile e un paio di uomini a turno ogni notte per autodifesa territoriale, comunque fatta da gente che l'affitto lo paga. Fisiologico, scrive il giornale, che in questa guerra tra poveri chi si sente abbandonato decida di alzare la voce. Succede anche tra via Giambellino e Lorenteggio e nell'altro punto caldo degli alloggi popolari, tra piazzale Segesta, via Marionio e piazza Selinute, una delle altre aree calde della città, dove il racket delle porte sfondate a pagamento sta facendo il giro dei programmi televisivi. Ma è storia consolidata da anni. Non serve un sociologo per capire che tra la rivolta di Tor Sapienza a Roma e le tensioni nelle periferie di molte grandi città il passo è breve. La prefettura di Milano per ora ha avviato gli sgomberi degli abusivi nelle case Aler, ma l'insofferenza non riguarda solo le case Aler. Ci sono gli accampamenti dei nomadi, quelli storici di Rubattino, Bonfadini, Cavalcavia Palizzi, e quelli più recenti da Piazza Napoli, lungo Viale Carlo Troia fino al Naviglio Grande o attorno a Chiesa Rossa a Milano sempre. Nel quartiere Adriano gli abitanti hanno raccolto mesi fa centinaia di firme contro baracche e degrado di una zona che doveva essere residenziale, tranquilla, verde, e invece sta diventando terreno di spaccio e di sbandati, con i problemi di fruizione delle strade, delle piazze e dei parchi che ne derivano, e con la paura di subire furti e la sensazione di non essere al sicuro, e quell'idea di vivere in una banlieue che non va giù a molti cittadini residenti. C'è chi, pensando di fare un investimento, ha comprato casa in una zona e poi se la vede peggiorare sotto gli occhi mentre il valore dell'immobile precipita verso il basso. C'è anche chi in certi quartieri abita da una vita e non sopporta questa evoluzione in peggio. La crisi fa il resto e fa scoppiare l'insofferenza, come a Roma. Non siamo razzisti è il ritornello ripetuto dagli abitanti, per esempio, del quartiere Greco, dove la raccolta firme contro il refettorio della Caritas Ambrosiana, a costo zero peraltro, e in un ex teatro di proprietà della parrocchia, ha ricevuto la replica critica del cardinale Scola, che ha invitato a dire no alle ideologie che dividono. Ma i cittadini di Greco il refettorio della Caritas non lo vogliono nel proprio quartiere. Quella protesta è anche lo sfogo di chi, tra la mensa per i rifugiati di Via Stella e il Leoncavallo, si sente circondato soltanto dalle esigenze altrui, scrive il giornale. E a proposito, invece, adesso apriamo poi l'altro argomento. Non mi risulta che la trasmissione di La 7 ci fornisca spunti per la campagna elettorale in Emilia-Romagna, anche se quello doveva essere uno dei temi. Apriamo noi adesso invece un altro capitolo, quello relativo ai conti pubblici e alla costante caccia da parte dello Stato alle entrate, ai quattrini. E da questo punto di vista oggi vi segnalo un paio di articoli sulla Stampa di Torino. Abbiamo citato prima il quotidiano torinese a proposito della local tax. Sapete, la prossima realizzazione promessa del governo Renzi è quella di fare una sola tassa locale che metta insieme Tasi, IMU, TOSAP e affissioni, le varie tasse, diciamo così, comunali. La local tax però rischia di generare un salasso per le tasche del contribuente, scrive oggi La Stampa. Il tributo offre vantaggi soltanto per abitazioni di valore bassissimo. La partita poi si intreccia con quella, anche un po' più lunga nel tempo per la verità, della riforma del catasto, di cui pure si occupa La Stampa nell'inserto Tutto Soldi. Ma andiamo con ordine. L'accordo con i sindaci sulla nuova local tax
che poi è un mega tributo da 31 miliardi di euro che accorperà Tasi, IMU, TOSAP, cioè la tassa sull'occupazione di spazio pubblico e imposta sulle affissioni. L'accordo con i sindaci c'è per recuperare 31 miliardi di euro in sostanza dalle tasse che gravano intorno alla casa, e non solo alla casa, perché qui si introdurrebbe anche nella local tax la tassa sull'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulle affissioni. Niente imposta per i proprietari di abitazione dal valore catastale modesto, intorno ai 300 euro di rendita catastale, mentre gli altri cittadini hanno dei motivi per cominciare a preoccuparsi. Le aliquote varieranno dal 2,5 al 5 per 1000, con una detrazione fissa di 100 euro sulla prima casa, più di quanto il fisco chiede oggi per le abitazioni principali, con l'aliquota Tasi tra l'1 e il 2,5 per 1000, con licenza di salire fino al 3,3 per finanziare però eventuali detrazioni. Quindi, in soldoni, punto primo, la nuova local tax avrà aliquote superiori a quelle attuali della Tasi, dal 2,5 al 5 per 1000 contro l'1/2,5 per 1000 della Tasi attuale, con possibilità in alcuni comuni che decidono di farla aumentare la Tasi di salire fino al 3,3, ma i comuni che arrivano al 3,3 per 1000 di Tasi poi devono introdurre anche detrazioni per certe categorie di cittadini. Possono portare l'aliquota al massimo solo per finanziare eventuali detrazioni. La detrazione fissa di 100 euro esenta le abitazioni di minor valore, ma via via che la rendita catastale aumenta, la stangata, il rischio stangata è dietro l'angolo. Ci si può consolare, scrive oggi Paolo Russo sulla Stampa di Torino, ricordando che senza il nuovo tributo la Tasi il prossimo anno era prevista salire fino al 6 per 1000, senza detrazioni, ma sonni meno tranquilli dormiranno i proprietari di seconde case e i negozianti. Per tutti gli immobili, infatti, diversi dall'abitazione principale e per i negozi, l'aumento è assicurato, perché l'aliquota passa dall'attuale forchetta fra l'8,6 e il 10,6 per 1000 a quella nuova fra l'8,5 e il 12 per 1000. E dalle seconde case è atteso un maggior gettito di oltre 600 milioni di euro. Sarà più facile però versare l'imposta. I proprietari di prima casa non dovranno impazzire a distinguere e calcolare Tasi sull'abitazione vera e propria e IMU su box, cantine e terrazze. Gli inquilini saranno esentati dal pagare la loro quota di Tasi, mentre per la Tari, cioè la tassa sui rifiuti, continuerà ad arrivare il bollettino. Impossibile inglobare la tassa sui rifiuti nella futura local tax. Grosse novità per capannoni industriali, alberghi e centri commerciali. Per queste attività il tributo unico passa dallo Stato ai comuni, che vedranno statalizzata la loro addizionale IRPEF, che peraltro è cresciuta di oltre il 24% negli ultimi 5 anni. Ma quello che interessa di più, scrive la Stampa, è quello che interessa alle imprese, in questo caso è il cambio della deducibilità. Oggi è possibile dedurre il 20% dell'IMU, il 100% della Tasi. Con la local tax la deducibilità passa al 30%. Dove la componente Tasi era maggiore, la nuova imposta potrebbe risultare più cara. Il nuovo super tributo locale dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà dell'anno prossimo, per arrivare nel 2016 ai bollettini precompilati e consegnati a casa. Il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta ha detto che bisogna ancora completare le simulazioni e studiare come compensare i comuni che perderanno gettito dallo scambio della tassa sui capannoni con l'addizionale IRPEF. L'emendamento alla legge di stabilità arriva a dicembre. Il problema sono i sindaci con le addizionali già al massimo e pochi capannoni, ma le prime simulazioni effettuate per la Stampa dalla WIL, Servizio Politiche Territoriali, dicono che il nuovo mega tributo locale, la local tax di Renzi, esenterà il 21% delle prime case, circa 4 milioni di abitazioni che oggi pagano tra 100 e 200 euro. Il beneficio verrà goduto da chi vive nei comuni che fisseranno al minimo l'aliquota, cioè al 2,5 per 1000, ma in caso di aliquota portata al massimo 5 per 1000, la musica cambierebbe. A 200 euro di rendita catastale, un monolocale verserebbe 68 euro, più del doppio di oggi. A quota 450 euro di rendita catastale, pari a un appartamento di classe economica ma di 80 metri quadri, anche con la local tax al minimo si verserebbero 89 euro contro i 76 di oggi. Un'abitazione in classe A2 pagherà col nuovo tributo 215 euro in caso
di aliquota minima contro i 126 dovuti con la Tasi. Ancor peggio per un'abitazione con rendita catastale di 1.000 euro, ma la stangata arriverà soprattutto sulle seconde case, oltre che naturalmente sulla prima. Tanto facciamo un flash allora sulla 7, se non ho capito male, seguiamo un passaggio del dibattito. Cittadini e anche l'incolumità dei cittadini, considerate che negli ultimi 50 anni a causa del dissesto idrogeologico, a causa dell'alluvione sono morte 2007 persone. Esatto, 2007 bisogna persone, intervenire e anche il governo deve far sentire deve far sentire la propria voce. Noi ci aspettiamo una risposta anche come cittadini emiliani, non solo per il discorso dell'alluvione ma anche per il discorso del sisma, che è ancora tutto bloccato. Prima sentivo parlare dell'Aquila, vi inviterei a fare un giro per le aziende di Mirandola, Finale Emilia, Bondeno, dove è il comune che io amministro come sindaco, e vedere in effetti come siamo messi. Allora, io voglio farvi vedere un'altra cosa però, perché a parte il disagio delle alluvioni, della pioggia, in questi giorni c'è anche un disagio forte nelle periferie. Abbiamo molto parlato di Tor Sapienza, a Roma lo faremo nel corso della puntata, però a Milano Francesco Magnani ci racconta di tutte le altre potenziali Tor Sapienza. Guardate. Bene, queste erano le parole, abbiamo sentito prima, di Alan Fabbri, candidato della Lega del Centrodestra alla guida della Regione Emilia-Romagna. Terremo d'occhio comunque la trasmissione sulla 7, va in onda in questo momento. Intanto, a proposito di tasse, nei prossimi 3 anni a Torino la bolletta dell'acqua aumenterà tra il 10 e il 25% perché i torinesi, da bravi sabaudi, scrive il quotidiano La Stampa, hanno dato retta a chi spiegava che l'acqua è un bene prezioso e sarebbe meglio ridurre i consumi ed evitare gli sprechi. L'utilizzo pro capite è sceso da 198 a 185 litri al giorno in 5 anni, ma il conto, quello che pagheranno i cittadini, è destinato ad aumentare. Apparente paradosso, uno consuma di meno perché deve pagare di più, perché la SMAT, l'azienda che gestisce l'acquedotto, dal 2008 a oggi ha incassato 46,6 milioni in meno del previsto e ha deciso di recuperarli da chi? Dai cittadini, non potendo contare sui comuni soci, sempre più in disarmo e con le casse vuote. Dunque la SMAT, l'azienda che gestisce l'acquedotto a Torino, ha chiesto l'autorizzazione all'autorità d'ambito, che è l'organismo che stabilisce le tariffe e pianifica il servizio. L'autorizzazione è arrivata e così la SMAT ha chiesto il conguaglio, decidendo di spalmarlo nei prossimi 3 anni. A Torino stanno arrivando le bollette col balzello incriminato. Un centinaio di amministratori di condominio si è rivolto all'ADOC, Associazione Difesa e Orientamento del Consumatore, e al Comitato Acqua Pubblica, e si annuncia battaglia a colpi di carte bollate. Altro che conguaglio, è un aumento a posteriori, dice Silvia Cugini dell'ADOC, anche perché il conguaglio si può chiedere solo per i 2 anni precedenti e solo per motivi straordinari. Qui invece di straordinario non c'è nulla. Nel disastrato panorama delle società partecipate dagli enti locali, la società SMAT è un diamante, scrive La Stampa, ingloba 285 dei 315 comuni della provincia di Torino, a cominciare dal capoluogo, ha un piano di investimenti da 700 milioni e bilanci ottimi. Dal 2008 al 2011 ha fatto utili per 70 milioni, nel 2013 67 milioni, di cui 20 accantonati, anche per difendersi da contenziosi causati dal conguaglio appena richiesto, cioè avete consumato poco, dovrete pagare di più, dice il gestore dell'acquedotto torinese, la SMAT Servizio Idrico. Dicono i detrattori che pur incassando meno perché i torinesi sono stati accorti e sobri, la SMAT ha chiuso comunque i bilanci in attivo, cioè ha saputo ammortizzare i mancati introiti. E allora perché chiedere quest'obolo da 46 milioni 600 mila euro che per ogni cittadino si tradurranno in 50 centesimi in più al mese per 3 anni? Il presidente della SMAT, Paolo Romano, dice che non capisce la polemica. Negli anni scorsi i cittadini hanno pagato meno del dovuto, abbiamo chiesto un conguaglio. Li abbiamo anche agevolati perché pagheranno in 3 anni. Ma perché i torinesi avrebbero pagato meno? SMAT e autorità individuano la tariffa ipotizzando i consumi e rapportandoli ai costi. Se però consumi e incassi calano, si crea uno squilibrio. I costi non si riducono, dice il presidente della SMAT, le spese di gestione nemmeno. Non è vero che i torinesi hanno pagato meno, contrattacca invece il Comitato Acqua Pubblica. Hanno pagato la tariffa stabilita che copre tutti i costi del servizio. Sta di fatto che quella che chiama La Stampa una beffa colpirà i torinesi. Avete consumato poco, dovrete pagare di più.
22. E a proposito di bollette, il Sole 24 Ore oggi si occupa della bolletta delle imprese per l'energia. Una delle promesse di Renzi è stata quella di ridurre il peso delle bollette energetiche anche per il mondo produttivo, naturalmente per i cittadini che vengono sempre buoni ultimi, in armonia con la Costituzione, per cui la sovranità appartiene al popolo. Si fa un altro discorso: la bolletta energetica dei singoli individui, gas e luce, è andata crescendo nonostante la diminuzione dei prezzi dell'energia e della generazione di energia. Stesso discorso vale anche per le imprese. Le imprese vedono calare la componente relativa alla generazione di energia, ma la bolletta aumenta per via degli oneri che appesantiscono la bolletta medesima. Sono chiamate altre componenti, cioè non hanno a che fare con la generazione di energia, hanno a che fare con tutto il resto del gravame, che è fiscale ma non solo. Una corsa inarrestabile, quella dei cosiddetti oneri di sistema o altre componenti della bolletta, che zavorrano la bolletta elettrica delle imprese italiane sempre di più. Oggi gli oneri di sistema rappresentano un costo pari al 37,2% della bolletta elettrica, contro il 16% del 2010. Negli stessi anni il valore della voce generazione di energia elettrica, che sarebbe quello da pagare realmente, è sceso dal 36,9% al 36,9% contro il 62% di 5 anni fa. Cioè 5 anni fa il 62% della bolletta era determinata dalla voce generazione di energia. Oggi questa voce è scesa dal 62 al 37%, 36,9%, ed è stata superata dai cosiddetti oneri di sistema, cioè le altre componenti della bolletta, che sono salite al 37,2%. Sono la prima voce per il costo delle bollette, perlomeno in questo caso per le imprese, per l'energia per le imprese. Negli stessi anni, dunque, c'è stato un trend in ascesa di altre voci come il dispacciamento, che è raddoppiato, mentre la trasmissione anno dopo anno mette a segno un nuovo record insieme agli oneri fiscali, la trasmissione di energia. L'unica nota positiva arriva dalle perdite di rete, che si sono dimezzate all'1,5% rispetto al 2010. Ma comunque gli oneri continuano a pesare sulle bollette. Sulla riforma invece del catasto, dicevamo, si sofferma il tutto soldi della Stampa di oggi, con i nuovi estimi catastali. Però qui il discorso si fa un po' più diluito nel tempo, perché la riforma del catasto impiegherà un tot di anni, qualcuno dice fino a 5. In ogni caso, con i nuovi estimi catastali, in molti di quei quartieri che erano definiti popolari si pagherà di più. È il popolo, giusto appunto, in armonia all'articolo della Costituzione che abbiamo citato prima, a dover pagare. Riforma del catasto che coinvolgerà oltre 62 milioni di immobili in tutta Italia, in un periodo fino ai 5 anni, da 3 a 5 anni. La riforma è attesa da decenni e cambierà il metodo con cui viene calcolato il valore catastale dei fabbricati. In alcuni casi ci sarà un aumento del valore degli immobili fino a 3 volte tanto. A temere sono soprattutto gli edifici inseriti in quartieri di pregio, che però non sono riconosciuti come tali dal catasto. È il classico caso di alcuni quartieri che da popolari sono diventati nobili, come i Navigli a Milano. Anche le costruzioni più ampie e recenti potrebbero essere rivalutate. Ci sono rischi ma anche opportunità, scrive la Stampa. Se da una parte è concreto il rischio di una stangata fiscale, allo stesso tempo ci potrebbero essere pure positive sorprese per alcune città come Genova, che conta un gran numero di immobili classificati come di pregio ma che di fatto non lo sono più. Una partita tutta da seguire. Mentre a proposito ancora di imprese, per quanto riguarda l'IMU e la Tasi, si pagherà a dicembre il saldo e ciascuno di noi scoprirà quanto ha pagato in tutto. Finora si è pagato solo l'acconto a livello individuale. Per quanto riguarda ancora le imprese, quel che è certo è la batosta dall'accoppiata IMU-Tasi, e cerca di spiegarlo oggi Sergio Trovato sul quotidiano Italia Oggi 7. L'aliquota infatti è salita al massimo per macchinari e capannoni industriali. Per garantire gettito, molti comuni hanno giocato al rialzo, con versamenti entro il 16 dicembre da fare anche per le imprese così come per i cittadini privati. La stangata di fine anno dunque è in arrivo per i macchinari e i fabbricati delle imprese destinati ad attività commerciali o produttive industriali. Entro il 16 dicembre i titolari di questi immobili, che dovranno passare alla cassa per pagare IMU e Tasi, troveranno un conto molto salato. Per i fabbricati strumentali posseduti dalle imprese, i comuni hanno utilizzato la mano pesante, deliberando in molti casi l'aliquota massima,
considerato che una quota consistente del gettito che deriva da questi fabbricati va allo Stato centrale e non ai comuni, che quindi sono invogliati a mettere l'aliquota al massimo per trattenere il più possibile per sé, visto che la parte principale, la parte consistente del gettito sugli immobili produttivi va allo Stato centrale, e allora i comuni dicono alziamo comunque l'aliquota perché così tratteniamo un po' di più anche noi. Ai comuni è destinato il gettito che supera l'aliquota di base del 7,6 per mille, che è possibile portare fino al 10,6 per mille. È facile ipotizzare che sia questa situazione ad avere stimolato la tendenza al rialzo delle aliquote per recuperare gettito fiscale. Si spera che dal prossimo anno, come preannunciato dal governo, l'IMU sui capannoni e gli stabilimenti industriali torni a essere a tutti gli effetti un'imposta comunale nell'ambito della già citata local tax. E a proposito di costruzioni, il fisco, questo ce lo racconta invece ancora il Sole 24 Ore di oggi, il fisco pesa sulle costruzioni fino al 32% sul valore delle operazioni immobiliari e il peso delle tasse, un terzo su uno sviluppo da 22 milioni e mezzo di euro. È una simulazione, lo sviluppo costruttivo, l'erario ne incassa in tutto oltre 7,2 milioni. Se le unità restano invendute si aggiungono IMU e Tasi sui beni merce. L'indagine di Assimpredil ANCE, Associazione dei Costruttori, mette in evidenza come il prelievo sulle imprese edili sia un disincentivo agli investimenti. Per quanto riguarda invece l'ISEE, visto che abbiamo da esaurire ancora un po' il capitolo fiscale, il lunedì ci sono bellissime notizie in ambito economico-fiscale per il cittadino italiano, per quanto riguarda l'ISEE oggi trovate una guida piuttosto chiara, diciamo così, sul quotidiano nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione. L'ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente, è in pratica tradotto in un modulo attraverso il quale ci si dichiara, cioè il proprio reddito, si certifica per così dire il proprio reddito, ed è un modulo che serve per accedere a determinate agevolazioni, tipo la retta dell'asilo nido, quelle dell'università, le bollette della luce e quelle del gas e del telefono per avere diritto agli sconti, i servizi sociosanitari, la mensa per le scuole, i trasporti per la scuola sempre, le agevolazioni sugli affitti e via dicendo. La revisione dello strumento dell'ISEE, il cosiddetto ricometro, diciamo così, è stata fatta per cercare di limitare le furbate dei cittadini che dichiarano il falso per poter avere sconti e agevolazioni di vario genere. C'è una modifica nel nuovo ISEE che consente anche di aggiornare la propria situazione economica quando per esempio si perde il lavoro. Dall'anno prossimo, senza aspettare la scadenza dell'anno, se si subisce una decurtazione di reddito di almeno il 25%, sarà possibile presentare una dichiarazione particolare per ottenere l'ISEE nuovo, corrente. Il cosiddetto ricometro inoltre diventerà mini grazie alla possibilità di presentare una dichiarazione semplificata che riguarderà la maggior parte dei casi in cui viene richiesto questo ISEE. Per altre situazioni, dall'università alle prestazioni sociosanitarie, ad alcune prestazioni, è prevista una dichiarazione a moduli e sempre in tema di semplificazione di controlli, molte informazioni come il reddito complessivo del cittadino non saranno più richieste al cittadino in sede di dichiarazione, ma acquisite direttamente negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dei comuni e di altri enti. E in futuro potrebbero anche essere monitorati i conti correnti dei cittadini, sui quali partirà una stretta perché il calcolo verrà fatto sulla media degli ultimi 3 mesi e non al 31 dicembre come prima, con più di un furbetto che per passare da povero ritirava i soldi il 30 e li rimetteva il 2 gennaio, si inventa di tutto. Il furbetto evasore, mentre per quanto concerne il nuovo ISEE, appunto, verranno oltre al reddito sottoposto all'IRPEF considerati anche i redditi esenti, cioè i trasferimenti monetari ottenuti dalla pubblica amministrazione come gli assegni sociali e al nucleo familiare, l'indennità di accompagnamento e forse anche gli 80 euro di Renzi, i canoni d'affitto e i redditi figurativi degli immobili non affittati. Verranno sottratti gli assegni corrisposti al coniuge separato o divorziato. Aumenta il valore della casa ai fini del calcolo dell'ISEE. Il valore preso in esame sarà quello definito ai fini dell'IMU, anche se si è esentati dal pagamento dell'imposta. Dal valore dell'immobile verrà sottratto il debito residuo se si è contratto un mutuo per l'acquisto. Infine il valore della casa d'abitazione non sarà considerato nel reddito
se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementato di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. E ancora, nel nuovo indicatore della situazione economica equivalente, ai redditi dei dipendenti verrà sottratta una quota del 20% fino a 3.000 euro all'anno, stessa percentuale su pensioni e assistenza su un massimo di 1.000 euro. Il canone d'affitto sarà detratto per un importo che da 5.165 euro salirà a 7.000 e la franchigia sulla prima casa di 5.000 euro aumenterà di 500 euro per ogni figlio dopo il secondo. Per i disabili la riduzione oscilla da 4.000 fino a 9.500 euro. Il reddito poi, che risulta sommando stipendi, pensioni, rendita immobiliare, risparmi, conti correnti e tutte le altre entrate, verrà ridotto con coefficienti in base al numero dei parenti e favorendo le famiglie numerose, sempre ai fini dell'indicatore situazione economica equivalente, l'ISEE. Se un nucleo è composto da 2 persone, il reddito viene diviso per 1,57, 2,04 con 3 componenti e così via. E poi c'è una attenzione particolare anche sui conti correnti e i depositi bancari e postali. Per queste forme di risparmio si dovrà considerare il maggior valore tra il saldo attivo al 31 dicembre dell'anno prima e quello di presentazione della dichiarazione e la consistenza media annua del periodo. Per i risparmi si guarderà il rendimento dei BOT e altre forme di investimento. E questo per quanto riguarda il nuovo ISEE, che è necessario per accedere a determinate agevolazioni e anche prestazioni sociosanitarie o di welfare in senso lato. Mentre un'altra novità sotto il profilo delle agevolazioni fiscali, in questo caso, in relazione alle diverse soglie di reddito, un'altra novità ce l'ha da oggi il Sole 24 Ore. Dal bonus bebè fino agli 80 euro ci sono limiti, soglie di reddito da 90.000 euro fino a 2.840 euro per poter godere di agevolazioni fiscali. È un labirinto vero e proprio di criteri e di importi. Le soglie limite sono le più varie, da 80.000 euro, che è il limite per ottenere un importo in detrazione per i familiari a carico, ai 40.000 euro, che è il limite per la detrazione relativa alle spese sostenute per le badanti nei casi di non autosufficienza, ai 30.987 euro, che è il limite per la detrazione minima delle spese per l'affitto dell'abitazione principale per i contratti rinnovati o stipulati a canone assistito, eccetera. 26.000 euro è un'altra soglia, il limite per il credito di imposta degli 80 euro di Renzi, gli 80 euro al mese. 24.000 euro invece è il limite per il credito di imposta degli 80 euro mensili in misura integrale. 15.493 euro, che è il limite per la detrazione massima delle spese per l'affitto dell'abitazione principale, 2.840 euro e infine il limite di reddito del familiare per essere considerato a carico del contribuente dichiarante. Insomma, dal bonus bebè ai famosi 80 euro i limiti sono i più vari. È un labirinto di criteri e di importi e sono molte le norme che concedono agevolazioni fiscali ai soggetti sotto la soglia di cosiddetta povertà fiscale. Però questo limite varia dai 90.000 euro, appunto, fino ai 2.840 euro, al di sotto dei quali si è considerati a carico di un proprio familiare. Tutte queste norme, nate in anni diversi e senza coordinamento tra loro, hanno spostato in alto o in basso l'asticella della cosiddetta povertà fiscale, sulla base dell'esigenza di gettito dello Stato, quindi non tanto come criterio assoluto di misurazione della povertà, quanto piuttosto per fare cassa, scrive sostanzialmente il Sole 24 Ore di oggi. A proposito poi di fare cassa e di fare numero per eccellenza è il prodotto interno lordo, vi segnalo sul quotidiano formiche.net l'intervento del professor Antonio Maria Rinaldi. Qualcuno avrà letto i suoi libri sull'euro, citati spesso anche dal professor Bagnai e dal professor Borghi Aquilini. Comunque il pezzo di Antonio Maria Rinaldi sul quotidiano formiche.net fa il punto su qual è l'utilità per l'Europa del PIL drogato. Si è parlato molto del nuovo prodotto interno lordo che consideri il nero relativo alle attività illecite frutto di prostituzione, contrabbando e traffico di stupefacenti. Il nuovo prodotto interno lordo ha fatto discutere e ha suscitato clamore appunto la possibilità di poter aumentare il peso di queste attività illecite. In poche parole, consentendo ai Paesi membri di aumentare la percentuale di queste attività sommerse, fra virgolette, si è dato un grosso aiuto
per gli aumenti dei rispettivi prodotti interni lordi, visto che l'economia reale sana, cioè quella prodotta da attività lecite che pagano le tasse e sono soggette ai controlli, non è attualmente nelle condizioni di poter aiutare l'aumento del prodotto interno lordo. Ebbene, la possibilità che la Commissione europea ha concesso agli Stati, modificando i parametri di queste attività, ha avuto dai media e dagli osservatori economici una chiave di lettura a senso unico. Visto che le economie ristagnano fra recessione e crescita molto bassa, anche questa opportunità non del tutto etica di gonfiare il prodotto interno lordo permette ai bilanci degli Stati membri di tirare una boccata d'ossigeno. Si valuta che con tale espediente i prodotti interni lordi dei paesi europei possano recuperare fino a 0,5 punti percentuali di crescita, con vantaggi in termini di rapporto debito e deficit sullo stesso prodotto interno lordo. Ma la verità per la quale la Commissione europea ha concepito questo escamotage è che stanno diminuendo, per colpa della caduta dell'economia, i contributi che gli Stati erogano annualmente per il funzionamento della sempre più complessa macchina amministrativa europea. Facendo due conti, scrive il professor Rinaldi, il bilancio complessivo dell'Unione Europea è sostenuto col trasferimento di circa l'1% dei rispettivi prodotti interni lordi nazionali degli attuali 28 Stati e da prelievi sui dazi all'importazione sui prodotti provenienti dall'estero dell'Unione, oltre che da una percentuale dell'IVA riscossa da ciascun paese. Tradotto in numeri, questo ha significato nel 2014 apporti per 142 miliardi di euro. Queste voci di finanziamento risentono però della situazione di crisi, cioè il modo in cui l'Unione Europea raccoglie le risorse risente della crisi, mentre il costo amministrativo è in continua crescita, il costo dell'Unione Europea. Vale la pena ricordare che l'Unione Europea per il suo funzionamento amministrativo si avvale di un esercito che è sparso fra le sedi di Bruxelles e Strasburgo, oltre che di uffici nei vari Paesi membri e delegazioni al di fuori dell'Unione Europea, che utilizzano la collaborazione di 33.000 persone presso la Commissione Europea, 7.652 al Parlamento Europeo più i 751 europarlamentari, 3.500 persone presso il Consiglio dell'Unione Europea. A questi vanno aggiunti, oltre alle risorse per la manutenzione di edifici e per l'amministrazione, anche i costi per i cosiddetti servizi di supporto, che sono quantificabili in 3.000 interpreti freelance per garantire le traduzioni nelle 24 lingue ufficiali, più 250 addetti ai servizi. Ebbene, con la diminuzione della economia, della crescita economica di questi ultimi anni e con la spending review imposta a tutti i paesi, le casse dell'Unione si sono ridotte. Quale mezzo migliore di questo classico espediente di gonfiare il PIL illegale adottato dalla Commissione Europea? In poche parole, ti consento di aumentare il tuo PIL in modo virtuale, visto che non ci riesci in modo reale, poco conta se per colpa dei vincoli stessi imposti dall'Europa. Di fatto faccio i miei interessi, dice la Commissione Europea, perché questo comporta un aumento dei contributi, quelli sì reali, che tu, Paese membro, devi versare per il funzionamento dell'Unione Europea stessa, scrive il professor Antonio Maria Rinaldi in questo articolo su formiche.net. A proposito di economia reale, intanto abbiamo la possibilità, poi adesso chiudiamo, di ascoltare un paio di passaggi della trasmissione sulla 7, alla quale partecipa il candidato sindaco leghista di Bondeno, Alan Fabbri, candidato alla presidenza dell'Emilia Romagna, su occupazioni e ordine pubblico, ma anche sulla legge Fornero. A proposito però di economia reale, vi dicevo, il Sole 24 Ore di oggi ci elenca i 50 marchi più appetibili all'estero, cioè 50 società che sono candidate a essere comprate da fondi e investitori internazionali. Sono medie aziende della moda, dell'arredamento, dell'agroalimentare di fascia alta. Il 30% di loro potrebbe essere acquistato nei prossimi 5 anni. C'è Divella, c'è Mutti, c'è la casa vinicola Zonin, c'è la Balocco, industria dolciaria piemontese, la Galbusera, la Ilva di Saronno, la Birra Castello, la Rummo, pastificio e via dicendo. Insomma, sono elencati uno dopo l'altro, dal settore della moda a quello del cibo, dell'arredamento e del design, tutte le belle 50 società che potrebbero essere comprate all'estero. Con ciò noi ci salutiamo, buona prosecuzione di ascolto. Adesso sentiamo alcuni passaggi della trasmissione sulla 7, alla quale partecipa Alan Fabbri, candidato leghista alla presidenza dell'Emilia Romagna.
su questa rabbia, su questo malessere, no? Sta crescendo dal punto di vista poi della percezione elettorale e quindi state anche molto cavalcando voi tutta questa situazione così difficile che c'è in Italia. Quello che mi chiedo io è, in questa fase così pericolosa, gettare benzina sul fuoco, esacerbare gli animi, non lo considerate, al di là poi dei riscontri elettorali, un vero pericolo per il nostro paese? Ma io, guardi, sto facendo questa campagna elettorale girando in lungo e largo l'Emilia Romagna. Quello che stiamo facendo è soltanto mettere in evidenza un problema vero. Chi genera la rabbia non è la Lega, ma è la mancanza di controllo carità, di queste situazioni. La rabbia, lo so bene che non è la Lega, sono d'accordo con lei, non era quello la domanda, era, cioè, l'altro giorno a Tor Sapienza abbiamo fatto un servizio, gli abitanti del luogo invocavano Salvini perché lo considerano quello che combatte a muso duro contro gli immigrati, uno sceriffo. Allora, cioè, capisco che c'è un tema di consenso, mi fa anche un po' paura. Beh, Matteo sta dicendo soltanto delle cose di buonsenso, così come stiamo dicendo delle cose di buonsenso anche noi. Non possiamo permettere che città non soltanto metropolitane, come si diceva prima, ieri ero a Reggio Emilia, davanti a un ex stabilimento che si chiama Officine Reggiane, una zona degradata, occupata da immigrati clandestini, la gente non ne può più. La gente chiede soltanto di essere rispettata e di poter applicare effettivamente le leggi. Se uno viene a Bologna o abita a Bologna ha paura effettivamente di uscire di casa perché gli occupano la casa se va in ferie e nessuno fa niente per risolvere questo tipo di problemi. Noi invece vogliamo avere sicurezza, legalità e difesa del diritto delle persone oneste e brave. La Lega è per un'immigrazione controllata, fatta di regole. È inutile che ci riempiamo la bocca di buonismo se poi queste persone arrivano qui in Italia in maniera non regolare, perché stiamo continuando ad accogliere clandestini sulle nostre spiagge italiane e poi non gli riusciamo a dare appunto un futuro. Non serve a nulla se non a creare del disagio sociale. Allora, voglio sentire un attimo Ferruccio Sanza anche su questo. Ferruccio, cosa credi che appunto il malessere, per esempio anche a Genova, di una città perennemente alluvionata, potrà cambiare gli esiti elettorali, potrà dar luogo a un voto di iperprotesta? Naturalmente Salvini si è giustamente ha chiesto giustamente di condannare senza se e senza ma la violenza che ha ricevuto, cosa che io trovo assolutamente sacrosanta. Ce l'ho anch'io in macchina, ero dietro. C'era anche lei, non lo sapevo questo. Quindi io mi sono preso i vetri addosso di quei gentili signori che ce li hanno sfasciati. Guardi, dico soltanto una cosa, essendo emiliano, ognuno la può pensare come vuole sul discorso che sia giusto o meno che il comune di Bologna paghi le utenze a questo campo 130.000 euro all'anno, però da emiliano mi indigno proprio davanti a questa posta di bilancio che mette il comune, perché parlando di terremoti abbiamo dei nostri terremotati di San Felice sul Panaro, provincia di Modena, che vivono nelle roulotte, nei container come questi nomadi, che sono costretti addirittura a pagare sui metri quadri della roulotte la Tari. Quindi questo è quello che provoca malcontento e rabbia e non fiducia nelle istituzioni italiane. Allora, su quello che ha detto adesso, come si fa a non essere d'accordo, Fabri? Sono pienamente d'accordo, trovo incredibile questa cosa delle tasse, la trovo surreale, in tutti i luoghi alluvionati, terremotati. Però dall'altra parte mi chiedo, si può dire condanniamo la violenza senza se e senza ma se poi si criminalizza una persona? Io le dico una cosa, sulla legge Fornero io la trovo una legge pessima, ho fatto centinaia di puntate sugli esodati, è un tema che ho seguito come trasmissione, li abbiamo seguiti sempre. Rimane il fatto che sotto casa di una persona a dire è lei che non si fa, perché il ministro Fornero dopo ha avuto minacce di morte, cioè sono delle cose che secondo me creano un clima irrespirabile poi in questo paese. Beh, Matteo ha posto sotto la luce dei riflettori un tema importante. Tra l'altro la Lega ha lavorato molto per raccogliere le oltre 500.000 firme che ci permetteranno, se lo Stato ce lo consente, perché ho dei dubbi anche su questo ormai, in primavera di votare contro questa legge assurda che
ha creato ma su quello esodati, che abbiamo d'accordo. difende le Pensi che pensioni gli d'oro, esodati perché- l'altro giorno hanno mandato una mail di solidarietà alla Fornero dicendo ha fatto una legge pessima, ma non esiste criminalizzare una persona, e questo è un po' il punto su cui io volevo farla riflettere. Secondo me non è criminalizzato niente nessuno, abbiamo soltanto, si chiama legge Fornero, ovviamente c'ha una responsabilità diretta su questa legge, cioè è inutile, in Italia bisogna dare delle responsabilità alle persone che fanno le cose. Credo che quello che stiamo facendo non c'è nulla appunto di violento, ma c'è soltanto la volontà di manifestare contro dei provvedimenti assurdi, come anche per il discorso della legge di stabilità. Il governo Renzi, intanto che Renzi va a abbracciare i koala in Australia, e do la mia solidarietà al koala australiano che è stato abbracciato da Renzi, abbiamo dei tagli con la legge di stabilità di 4 milioni di euro per il fondo per i ciechi, è stato azzerato il fondo per le assunzioni dei portatori di handicap che da 15 anni ha una posta in bilancio di 20 milioni di euro, quest'anno ne ha zero, e così come ricordo anche una cosa assurda, che quest'estate tutti si buttavano delle secchiate d'acqua addosso per difendere la SLA, e poi dopo sono stati tolti 100 milioni, compreso il Presidente del Consiglio, e poi sono stati tolti 100 milioni di euro proprio attraverso la legge di stabilità. Con la sua battuta ha ispirato il nostro Emiliano Carli, che ha fatto una bella coalizione con il koala in braccio a Renzi, a Putin, a Obama e ad Agnese, la moglie di Renzi. Sergio, che ne pensi? Sulla nuova Yaris ci sono cantanti stonati, cantanti lirici e cantanti esagerati. Cosa hanno in comune? Sono